partiamo dal presupposto, amici bellini, che potrei ancora stare non lucidissimo e quindi tutte queste considerazioni potrebbero lasciare il tempo che troverebbero. Sì, che potrebbero lasciare il tempo che trovano adesso, ma il paradosso di Pancrazio si estende un po' su tutta la squadra, quindi volendo fare un'analisi un po' più blanda della partita, cominciamo. Blanda della partita nel senso che l'analisi vorrebbe essere un po' più estesa, un po' più in generale, perché non è che noi vediamo in questa partita delle problematiche e poi vabbè è capitato, no, è un andazzo e quindi dobbiamo capirlo bene. Sammanik, benvenuto sul canale. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti e immagino che most of us, vabbè, chi è il gatto di Schrödinger? L'esperimento descrive un apparato nascosto da un contenitore in cui un gatto è collegato a un sistema fisico che ne determina la morte in caso in esso avvenga spontaneamente un determinato evento subatomico, che ha una certa possibilità di verificarsi in un dato tempo. Secondo la meccanica quantistica, finché non viene osservato, questo è il punto fondamentale, finché non viene osservato, un tale sistema si trova in una sovrapposizione degli stati, evento avvenuto non avvenuto. Da questo deriva che anche l'animale dovrebbe trovarsi nella stessa condizione, cioè con la conseguenza paradossale che gli stati di gatto vivo e morto sarebbero entrambi presenti contemporaneamente. Che cosa voglio dire con tutto questo casino? Il gatto può essere contemporaneamente vivo e morto. Il Napoli è contemporaneamente scarso e forte finché non lo osserviamo. Nel momento in cui lo osserviamo, apriamo la scatola e guardiamo la partita, in quel momento solo sappiamo se il gatto, se il Pancrazio, se il Di Lorenzo, se il McTominay sono scarsi o sono forti, a seconda di come andrà. Questo è il paradosso, che uno non si può sentire, nonostante tu vinci uno scudetto con grandi difficoltà, riprendi un campionato e sei primo in classifica, nostro malgrado. Non abbiamo in questo momento storico la sicurezza di dire ok, questa partita qua siamo abbastanza tranquilli, oppure in questa qua ci saranno delle difficoltà, ma non riesco a contare su niente di sicuro finché la palla non comincia a rotolare e vedo se i giocatori stanno in un certo tipo di forma, se è così. Poi il calcio è così, arriva l'occasione, un po' come è successo con il gol allo scadere di Anghissà, che più volte Anghissà ci ha tolto castagnette dal fuoco allo scadere con dei gol improvvisi. Se ti sposti, io cercando Napoli-Eintracht, il destino ha voluto che mi mostrassero Napoli-Eintracht 3-0, dove vedi il paradosso, uno Zielinski che in quel caso proprio gli highlights cominciano con Zielinski che recupera palla in scivolata, una cosa paradossale che non succede mai, non succedeva prima, non succede adesso. Invece recupera palla in scivolata Zielinski, Kvara porta avanti il pallone, un Kvara, riguardando le immagini, un po' egoista in questa partita qua. Zielinski, McTominay, abbiamo detto tutti, uno dei più grandi upgrade della storia del calcio, perché Zielinski era uno che veniva spesso accusato di non avere mordente, di giocare sulle punte, di non essere decisivo quando doveva esserlo, mentre McTominay è stato l'MVP al primo anno e a suon di gol ci ha portato alla vittoria dello scudetto quando sono venuti meno un pochino gli attaccanti l'anno scorso. Questa partita qua, poi cross di Politano col destro bello alto, Osimhen di testa, combinazione Politano Di Lorenzo con cross basso di Di Lorenzo subito senza indugio, secondo gol di Osimhen, controllo orientato di Zielinski che porta al rigore di Zielinski, 3-0 senza appello. Io non posso pensare che questo pallone, che questa occasione sia finita in curva, non ci posso proprio pensare, perché le difficoltà del Napoli, o meglio il ritmo blando, perché difficoltà sì fino a un certo punto, una partita abbastanza normale con un Eintracht che sicuramente aveva impostato, e Conte è inutile che vi razzelate, Conte purtroppo quando si perde o quando non si vince è chiaro che le sue parole danno più fastidio che altro, perché sembra accampare tutte le scuse eccetera eccetera. Se non le accampi come scuse e se le accampi solamente come racconto di quella che è stata la partita, è vero che loro si sono solamente difesi, ti hanno dato meno profondità
possibile, hanno fatto un paio di ripartenze ma niente di che, proprio perché una squadra che subisce gol da tutte le parti viene a Napoli, e il ricordo loro di Napoli 3-0, zitti e basta, evidentemente ha fatto anche il suo corso. Eppure nonostante tutto noi qua, questa è un'occasione limpida, limpidissima, e il McTominay, proprio quello là che se dovete tirare un tiro a volo decisivo, a chi lo fate tirare? Lo fate tirare a McTominay, voglio immaginare. Niente. Poi questa occasione che capita a Di Lorenzo, dici tu vabbè, ma col sinistro era difficile, eccetera eccetera. A me mi ha ricordato un'altra cosa, questa qua, la posizione è anche leggermente più dietro. Se vedete qui tocchiamo il limite della noletta, qua più dietro, anche più marcato. Qua Di Lorenzo contro l'Inter, contro Onana, la mette nel 7, sempre col sinistro. E questa era la partita dove il Napoli aveva l'ultima squadra da battere, perché dovevamo battere tutte, avevamo già vinto ampiamente, ma dovevamo battere tutte le squadre della Serie A, e con questa partita le battemmo tutte. Insomma, qual è il paradosso? Il paradosso è che questi giocatori sono in grado di giocare meglio di quello che ci stanno facendo vedere. Io ho detto, sto Conte è un personaggio che cambia, vedrai che è cattivo, ma poi diventa buono, sto Conte si trasforma, sto Conte è una sinfonia, questo Conte è questo, e invece sto Conte, Però non sempre capita, perché non sono dei gatti in un sistema subatomico macroscopico, no. La verità è che il doppio impegno si fa sentire. La verità è che il doppio impegno è pesante, specialmente quando tutti i tuoi effettivi non ce li hai, e questo non è una scusa che vogliamo dare a Conte, assolutamente, anzi noi chiediamo questo vorrei che chiedessero a Conte, cioè se nella gestione poi degli impegni, se forse c'è da fare qualcosa di diverso, da prendersi anche qualche rischio in più, accettando critiche preventive, postume, perché dovevi mettere quelle, non lo sapremo mai qual è la cosa giusta da fare. Però che ieri tu avessi solamente Lang e Neres per risolvere la partita è la verità, e la formazione era anche logica, perché onestamente Elmas, che non ci aspettavamo più, e che io, se vi ricordate, 2 partite fa dissi io vorrei vedere Elmas esterno sinistro, non solo è un'idea giusta visto lo stato di forma di Elmas, ma ha anche funzionato, perché Elmas per me risulta il migliore in campo, e all'inizio il Napoli che attaccava un po' di più sulla sinistra, molto meglio rispetto a quando ha attaccato sulla destra con quel movimento sempre un po' blando, e quando non sei brillante tutti quei movimenti di Politano e le sovrapposizioni di Di Lorenzo sono leggibili, e se non le fai a 1000 all'ora non succede niente. Poi alza questo pallone e un paio di volte Elmas è riuscito a farlo e si è creato un po' di scompiglio nell'aria. Volevo farvi vedere le prestazioni. Il Karabakh sta vincendo con il Chelsea, rendiamoci conto che questa era una partita da vincere. Io qua sono con chi poi è più duro, e ieri sono stato duro e mi è stato detto sei stato un po' duro, ma ti rendi conto che hai davanti un avversario non eccezionale in quel momento, perché dipende sempre dagli stati di forma e dal momento che stai vivendo, e non ho visto quell'urgenza, non ho visto quella voglia, quell'andare oltre l'ostacolo e dare qualcosa in più, anche rischiare qualcosina, perché non lo so questo punticino quanto ti aiuterà in classifica. Guagliù, mancano 4 partite, il Karabakh sta vincendo contro il Chelsea, e quindi non mi venite a dire, perché poi Conte è stato attaccato che si è lamentato che il Karabakh, cioè si è lamentato, ha fatto notare che il Karabakh ha 6 punti. Noi no, non ce li abbiamo 6 punti. Nemmeno la Juve ha 6 punti. Mentre il Karabakh ha 6 punti. Il Karabakh c'ha un nome che non si porta dietro aurea. Quindi tu lo devi battere per forza. Signori, stanno in vantaggio contro il Chelsea. Poi il Chelsea adesso si rimette là, gli fa altri 2 gol e va bene. Il che ci ricorderà quanto sarà difficile affrontare il Chelsea, ma devi affrontare il Benfica e devi affrontare il Copenaghen. E qua rischiamo che non ce la facciamo. E rischiamo seriamente di non farcela, ed è paradossale, perché il tuo attack momentum l'hai avuto a livello di posizioni medie, squadra bella alta, giustamente, perché il possesso di palla ce l'avevi tu e hai spinto come dovevi spingere. Elmas da esterno sinistro, 90% di passaggi precisi non è poco, gli esterni non hanno questa percentuale di solito. McTominay mi è sembrato quello avere un po' più di urgenza, però forse quell'urgenza lo ha portato a essere un po' fumoso, un po'
po' non precisissimo. Per il resto mi è piaciuto Gutierrez, mi è sembrato molto intraprendente nelle sue scorribande. Anche qui 96%, questi sono numeri alla Mario Rui, però i numeri non ti dicono tutto, perché il 90% di Di Lorenzo, se poi tutto questo lo fai a ritmo blando e fai passaggi un po' più safe, nel senso che non ti prendi un rischio, e allora tutte queste cose non ti portano poi a un grande risultato. Lo so che sembra che Conte voglia semplicemente difendere il suo operato quando dice alla fine devi fare gol. Io mi preoccupo se non creiamo i presupposti. Se arrivi a 1,85 e il portiere loro non mi è sembrato il migliore in campo, vuol dire che sei stato impreciso tu. Le occasioni ci sono state, le hai create e sei stato impreciso tu. E andiamo a prendere le pagelle belline. Luam Di Lorenzo Amiz qua, sei più per Milinkovic Savic, che comunque è costretto a farla una parata importante, fa varie parate di ordinaria amministrazione, però ne fa una di reattività, è da molto vicino, quindi là la siringa la stavamo rischiando. 5 per Di Lorenzo. Sembra quasi che sai poco. Allora, è un po' il simbolo di quella fascia e di un andamento lento che non si può sopportare quando vedi la partita. 6 più Rachmani e 6 per Buongiorno, penso ordinaria amministrazione per loro al centro della difesa. 6,5 per Gutierrez. Ecco, qui parliamoci chiaramente, qua è anche una questione di gusti. A me il ragazzo piace, qualora Spinazzola dovesse recuperare, ecco che se mi chiedete Di Lorenzo in panchina, però se mi chiedete Mazzocchi, io vi dico mi tengo Di Lorenzo e spero che recuperi. Se invece ho la possibilità di mettere Spinazzola a destra per una partita o due, Gutierrez mi ha dimostrato, e lo ha dimostrato a tutti, che può giocare titolare, può giocare a calcio, e si può giocare con Gutierrez terzino senza alcun dubbio. Ci ragionerei pure di meno sul fatto che vabbè, ma è meno difensivo eccetera eccetera. Olivera non mi dà garanzie, Spinazzola non mi dà garanzie a livello difensivo, non me le dà nessuno. A quel punto utilizziamo uno che se deve mettere un cross in mezzo li sa mettere. Anghissà 6, anche lui a un certo punto ha un'occasione clamorosa verso il 70esimo, non l'ho preso perché mi ha fatto troppo male rivedere la partita, non ci vado dietro, però poi alla fine in crescita l'aveva messa lui quella palla buona per McTominay. Insomma, alti e bassi, gatto vivo o morto a seconda di quando lo osserviamo. 6 per Lobotka, poca roba, bello che si sia recuperata. Adesso gli facciamo fare questa partita e ripartono per le nazionali. Questo è un altro paradosso del calcio moderno, che devono giocare tutte le partite quando i giocatori fondamentali non si possono riposare mai. 5 più per McTominay, pesa quel non gol. 5 meno per Politano. Anche lì il paradosso è che poi entra Neres e non ha fatto tanto meglio di Politano, e Neres è un altro che delle volte ti ingarra la grande partita con grandi dribbling e grandi opportunità, altre volte sembra cincischiare, non mi sembra un giocatore di continuità. Politano ti ha dato continuità tutti questi anni, potrebbe essere anche lui esausto, sì, potrebbe essere, si vede alle volte nel body language giocatori che non ce la fanno più, che avrebbero bisogno di un mesetto di vacanza, ma non si può fare, abbiamo appena cominciato il campionato. Pensare che siano già esausti a inizio campionato vuol dire che si fa sentire anche un po' l'età. E dobbiamo ragionarci su questo. Il Napoli l'anno scorso vince il campionato con la squadra più vecchia insieme all'Inter, e ancora la squadra più vecchia non abbiamo svecchiato di tanto, anche perché quelli che abbiamo preso un po' più giovani giocano poco, e quindi a squadra sempre che lei. Premio Oriali a Elmas senza dubbio. Onestamente qualcuno si è allargato a dire per la prima volta non ho sentito la mancanza di Kvaratskhelia, non esagererei. Però come impatto tra scelta a volte di andare in dribbling, scelta a volte di rientrare, scelta a volte di scambiare il pallone o di lasciarlo al terzino, mi è sembrato esserci, mi è sembrato farlo bene, e ad oggi io ho pochi dubbi su quella fascia. Aspettando Lang, Elmas per me vai alla grande. Poi se vuoi far riposare qualcun altro a turno, vuoi far riposare McTominay, vuoi far riposare Anghissà, hai dovuto far mentre rientrava Lobotka, quello era un altro paio di maniche, però io me lo giocherei anche qui. Poi volete cambiare modulo? Possiamo cambiare modulo, io non credo sia un problema di modulo quando vai a 3 all'ora. 5 più per Højlund, pochi palloni giocabili onestamente, in uno di quei cross di Elmas pare quasi che si dia fastidio con Anghissà, e poi l'ha avuto anche lui l'occasione nel finale, ma la appoggia praticamente
Conte al portiere, 5 più per Neres non è piaciuto tantissimo, forse neanche lui, 6 più per Lang, è piaciuto un po' di più Lang quando è entrato, e 5 a Conte, 5 anche all'arbitro, ma 5 a Conte ci porta a una riflessione più generale. Io pure non sono soddisfattissimo, diciamoci, guardiamoci nell'anima, ieri, sebbene io alcune volte riceva delle perplessità su Conte, sul gioco di Conte non ha un gioco, eccetera eccetera, poi io analizzo la partita, vedo le cose che il Napoli fa, che il Napoli studia, che il Napoli mette in pratica, e quindi contesto ampiamente chi mi dice non ha un gioco, Conte non serve a niente, eccetera eccetera. Non è possibile. Contemporaneamente vorrei vedere qualcosina in più, mi è sembrata una squadra abbastanza piatta, ma se poi mi vedrete e mi sentirete prendere un po' le parti di Conte, perché mi sto guardando intorno e vedo una certa sofferenza, una certa la voglia più che altro dei tifosi avversari di sottolineare le difficoltà di Conte. Conte è uno che logora quelli che non ce l'hanno, ricordiamo che l'anno scorso insomma il Milan dovevamo prendere Conte, non l'abbiamo preso, scatafascio. Quest'anno, come ha cominciato la Juve, che non è riuscita a prendere Conte, adesso loro, per esempio la Juve si sta aggrappando al fascino di Spalletti, e mi rendo conto, ricordo quelle stesse sensazioni, però il molto sarà legato poi ai risultati, perché tu puoi fare tutta la filosofia che vuoi, dipenderà dai risultati, e se vedi l'1-1 con lo Sporting per la Juve è comunque pericoloso. Però sto vedendo altri tipo l'Inter che si accaniscono contro Conte perché hanno delle cose, insomma in generale c'è la voglia di dipingere un Conte alla frutta, un Conte che accampa scuse, che è pure vero. Però io devo partire dal presupposto di almeno stare uniti noi dall'interno, poi dall'esterno arriveranno gli attacchi da dove devono arrivare, arrivano anche dall'interno, perché lo so. Se parti da un presupposto che questa squadra è fortissima, è naturale che va Conte sul banco degli imputati se la squadra non performa. Adesso vediamo come andrà a finire in Champions, è una nuova formula, quindi fare paragoni con le Champions del passato non sarebbe nemmeno logico, e vediamo come continuiamo l'avventura in campionato, perché per ora siamo primi. Quindi quando mi si dice Conte out, vinci e vattene di neschiana memoria, e molti stanno cavalcando questa cosa qua, io vi ascolto ma non vi condivido, non vi vengo appresso. Conte deve fare il suo percorso, e voglio che faccia il suo percorso fino al terzo anno, perché al terzo anno, se ci sono state delle programmazioni logiche, il primo anno si vede quello che si deve fare, aggiustiamo perché non possiamo arrivare decimo, abbiamo vinto lo scudetto, scusateci se abbiamo vinto lo scudetto troppo in fretta, il secondo anno dobbiamo aggiungere dei giocatori perché è una squadra corta per fare il doppio impegno, lo abbiamo fatto a livello di mercato, però vanno messi in conto, purtroppo un po' di infortuni di troppo si possono chiedere a Conte, poi si possono chiedere anche alla Roma, anche al Milan, perché il Milan, bravo Allegri che sta gestendo gli infortuni pesanti, al Napoli male Conte che sono arrivati tutti questi infortuni. Allora è il terzo anno che lo voglio vedere, se c'è stata una programmazione seria, il terzo anno, io quest'anno quello che viene deve arrivare per forza la qualificazione in Champions, ma quello che viene, magari andiamo avanti in Coppa Italia, non la snobbiamo la Coppa Italia, facciamo meglio e il possibile per andare avanti in Champions, e la Supercoppa. È il terzo anno che io voglio vedere un Napoli consapevole, un Napoli dominante, che però quando è dominante non subisce, anche invece di essere rinunciatario, un po' di paura addosso e non ti scopri, così non prendi gol. Il connubio, la coperta un po' più lunga, il terzo anno lo voglio vedere. Quindi Conte out, sta ceppa deve continuare, deve portarci avanti e deve prendersi tutte le sue responsabilità il terzo anno. Poi se sono rose fioriranno, se sono gatti pancrazieranno, non so che dirvi. Insomma, io vi chiedo scusa se anche questo video è un po' delirante, si parte dai gatti pancrazzi e dai paradossi della fisica quantistica, ma io non ne capisco niente, quindi vado sulla scia di una serata, una nottata di sudato parecchio. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Stiamo uniti. Lo so che è difficile perché ognuno ha le proprie idee e vogliamo portare ho ragione io, Conte Oces, giocatori Oces, tutti Oces. Forse su quello su cui possiamo essere d'accordo è sul tifo.
o chess, perché molto silente e non solo via televisione, perché me lo hanno detto anche quelli presenti allo stadio, e su questo bisognerebbe fare qualcosa. Però non la vedo una soluzione sotto quel punto di vista, perché ci siamo un po' imborghesiti tutti, cellulari, selfie, le cose, e anche quello che dico io spesso, un tifoso che si guarda la partita, che vuole capire, che dice a quello vicino ma se scala quello più avanti, le preventive, invece di fare il tifo e di dare un po' di ritmo a una squadra che in questo momento ritmo non ne ha. Da New York ve l'ho detto, e allora lasciate i like finali e vi abbraccio e vi bacio. Poi non vi preoccupate che poi mi sento meglio e aggiungiamo più contenuti. Sorprendi come Monaco, tu ballerai, ancora la musica legarci tutti come la grande mela